un'interferenza. Ero io che volevo fare l'idiota. Io mi scuso con mia zia Giovanna per questa cosa. Più del solito, è che tutto il giorno che questa pubblicità la stanno mandando un po' troppo di frequente. Io mi escludo, io non rappresento in questo momento nulla. Ecco. Avete già le donne. Che bella l'estate. Avete sentito? Abbiamo qua Stefano Bonizzi. Ciao a tutti. E Alessandra Tortini. Ciao a tutti. Gio Vincelli di Milano. E vai. Esatto, diamo i numeri per chi vuole intervenire: 02 66 20 35 29 o con sms 346 6427 756, o se volete su Facebook Gabriele Luigi Abbiati. Commentiamo in diretta le notizie che abbiamo preparato per voi questa settimana, quelle che sono magari passate un po' in secondo piano o magari di importanza, che meritano di essere rimenzionate come sempre. Sì. Schiera oltre la notizia per quello. Salutiamo la Monica Vinci, perché tu Ale, assolutamente, il nome oltre la notizia nasce da Monica Vinci. Grandissima Monica Vinci. Bella, dopo questa sviolinata dobbiamo salutarne un'altra. Ciao Epis. Ciao Epis. Ecco, e vai. Abbiamo finito. Adesso facciamo cose insieme. Presento Lino Linguetta e soci e adesso possiamo proseguire con la trasmissione. Esatto. Bene, iniziamo. Allora, l'altro giorno io ho preso in mano il giornale, Milano, e vado a vedere le brevi, perché poi nelle brevi c'è sempre qualcosa di succulento. 5 notizie brevi, 4 riguardano le nostre amici risorse. Noi qua facciamo questa piccola rubrichetta che si chiama gli amici dell'ex ministro, punto, perché il cognome non glielo diciamo, che non se lo merita neanche. E tra l'altro poi siamo in campagna elettorale, quindi non si potrebbe, visto che è candidata. No, perché sennò dopo dovremmo menzionare tutti. Laureati però loro. Già, loro sono. Questo è sottile. Essere suoi amici. Questo è sottile. Arrestato, prende soldi per il posto auto, aggredito da un parcheggiatore abusivo. 2 fratelli italiani sono stati salvati dai carabinieri che hanno arrestato il balordo. Mattia e Greta, 34 e 32 anni, erano andati l'altra sera in centrale a prendere un parente, ma parcheggiata l'auto sono stati assillati dalle richieste di un rumeno di 52 anni. Ne è nata una colluttazione interrotta da 2 motociclisti dei carabinieri che hanno notato la scena. Ecco, questa è la prima delle brevi del giornale di martedì. Magari stava chiedendo solo quale treno fosse il suo, perché pensare male. Qualche distorsione. Questa è gente che pensa sempre male. No. Perché poi appena sotto, marocchino in cella, picchia il rivale e deruba l'ex moglie. Lasciato dalla moglie italiana per un connazionale, un marocchino di 23 anni ha prima accoltellato e rapinato il rivale e poi ripulito la casa della sua ex. Ieri i carabinieri sono riusciti a rintracciare il nordafricano che, preso malissimo il tradimento, ha cercato di punire entrambi, riuscendo solo a rimediare le accuse di rapina, lesioni, furto, che poi lo hanno portato in galera. Ma vede, non avete capito nulla, voi siete veramente dei malpensanti. Lui gli ha persino pulito casa. Hai visto? Sei bravo. Il problema è che avevamo fatto la comunione dei beni, quindi quello era suo. Sì. Quindi lui si è andato a prendere il suo. Assolutamente. Ma poi però comunque anche lei da commentare, perché si sposa un marocchino, poi lo lascia per un altro connazionale. Sono scelte. Tu? No. Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace, però so. Okay. Tutto lì. Fai d'occhiali. Bene. Va bene, perché ho cancellato perché ho tolto il link, perché sennò facevo ripartire Brava Giovanna, che ci stava dentro proprio. No, ma rimettilo, cercalo, perché secondo me ne abbiamo bisogno. Bloccata dopo il furto, Rom esce dalla casa con 2 valigie in mano. Bloccata in strada con 2 valigie in mano, la zingara ha inutilmente tentato di convincere i carabinieri che si trattava della proprietaria e quindi pronta per andare in vacanza. I militari, allertati da un vicino che aveva sentito la ladra forzare l'ingresso, dopo aver bloccato la donna, 26 anni, residente nel Pavese, hanno rintracciato la vera proprietaria e arrestato la ladra. E qua, questa poverina era in casa sua. Appunto, poverina. Poi, fossi lei, io denuncerei chi ha scritto l'articolo perché gli ha dato della zingara, quindi anche un razzista. 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 Razzista che le mette. Poi tra l'altro il Rom, che è sempre in vacanza e comunque è un camminante, quindi viaggia, lui è sempre in vacanza, la parola vacanza non gli si appropria. No, non era credibile. Non era credibile. L'ultima breve dell'altro giorno del giornale, ma poi perché ho preso solo quel giorno lì, perché poi se uno si sbizzarrisce e apre tutti i giorni il giornale, le brevi sono sempre di questo tenore. 2 arresti per romena accoltellata da coppia di stranieri. Bonizzi?
Ti sei perso? Boniti No. si sta guardando in Hangout. No, stavo pensando perché il buon Giovanni non ci sta guardando No, oggi. male. Quindi abbiamo Potremmo zero. togliergli l'amicizia da Facebook. Quindi abbiamo zero Purtroppo. visualizzazioni. Grazie Tortini. No, esatto, tu merito No, tu. ma perché? Ma fai conto che noi di solito abbiamo una media altissima di visualizzazioni online Cosa di c'entro Hangout io? di una persona. Vabbè, dai, scusate. Allora facciamo così, vediamo. Ole! Oh, Vabbè, allora, noi ve lo diciamo cosa ha fatto. Oh! Tortini è in canottiera ed è una gran bella ragazza, quindi andate Oh, sull'Hangout. sì, è perché ho in fronte questo coso. Ma no? se esce meno uno spettatore, togli qualcos'altro o rimani così? Devo pensare. Ci proviamo un po'. Perché ho il vestitino intero e sotto la gonnellina. Ah, Però ecco. potrei togliere gli stivali. No, Però vabbè. poi potrei rimanere sola in Si studio. vede che eravamo in campagna e non ce la facciamo più. Sì, Sì, è sì, finita. si sente. È finita, È domani, finita, forse. domani andiamo a timbrare le schede e Ecco. via. Io sono presente di seggio, purtroppo mi tocca. Che meraviglia. Hai visto? Che Non è finita però, no. perché dopo dovranno ancora venire a firmare. È vero, è vero. Ah, a proposito, perché qui a Milano, a chi gli interessa qualcosa, probabilmente mercoledì il mercato di Via Gaeta, che è qua vicino a Via Bellerio, saremo presenti con un banchetto e insieme a noi dovrebbero esserci dei cittadini, perché qui nella zona nord di Milano, ad Affori, un centro sociale ha occupato un ex stabile di una banca e di questi cittadini appunto si sono già lamentati, hanno chiesto supporto a me e ai noi consiglieri della Lega di zona 9 appunto per sgomberarlo, e Tortini quei cose li suonano. Sì, me ne sono accorta, infatti stavo tentando di Ma- eliminare il problema. Ah, non sta partendo il jingle. No, No, no. è la Ok. Tortini che fa. Quindi chi ha ancora bisogno di firmare, vuole firmare, ad Affori ci trova al mercato di Via Gaeta, probabilmente. Comunque se mi chiedete l'amicizia su Facebook, mercoledì, se mi chiedete l'amicizia su Facebook sicuramente lo confermo o lo smentisco, perché qua dipende dal grandissimo Piero Dragani se rifiuta a farsi dare il permesso. Perfetto. Ricordiamo, Che salutiamo. Che salutiamo. tra poco finirà la raccolta per i primi 5, però c'è sempre il sesto per introdurre il reato di Sì, clandestinità. qui c'è lo sprint perché siamo a 400.000, bisogna recuperarli gli ultimi 100.000. Stavamo leggendo l'ultima breve dei 2 arresti, la rumena accoltellata da coppia di stranieri, un tunisino di 26 anni e una rumena di 21 sono stati arrestati dalla polizia per il tentato omicidio di un'altra rumena aggredita il 14 maggio in via Ponte Seveso. La vittima, 27 anni, era stata colpita alla gola attorno alle 23 e portata alla clinica Città Studi in condizioni non gravi. Agli agenti del commissariato Garibaldi Venezia, diretto da Raffaele Cavallo, aveva raccontato di essere stata ferita da una coppia di conoscenti, coppia di conoscenti con cui aveva avuto circa un'ora prima una discussione per motivi ancora da chiarire. Ale, ti ho beccato in castagna. Sì, stavo tentando di Giocava col cellulare. mutizzare. Ma se suona il cellulare, dopo stasera i tuoi fermari, brava Giovanna, che suona il cellulare. Sì, appunto. Sono anche tolta il golfino. Esatto, ricordiamolo, così vediamo se sono cresciuti gli golfino. hangout. Ragazzi, erano 3, adesso sono 2. Tortini, grande Tortini. Tortini fa salire l'audience. Anche in piedi, quasi quasi. Sì, Ti riprendono scusate, cioè, molto serio. cosa non si fa, molto infatti, serio, cioè, cosa non si fa, guardate, tre spettatori, sì, 3 spettatori. così. Ecco. Bene. Molto bene. Tortini fa Dopo salire questa, fa impennare gli ascolti. Sì, dopo questa Abbiamo sorpassato la prima puntata di Sanremo, siamo a 4. 4? No, veramente. 4 spettatori. Tortini, ciao. Grande Tortini. Ci vuole lei, niente da fare. Abbiamo capito come fare gli ascolti in Hangout. Sì. Esatto. La Facciamo un Tortins cartellone, spacca. ce la portiamo quando non ha tempo, portiamo il cartellone. Ovvio, il cartonato. Sì, cartonato. Quello che dovevamo portare sul palco. Quello che sì, non si dice. Perché c'era un cartonato di un candidato da portare sul palco? No, c'è quasi arrivato. Quello della testa alta? Se qualcuno non si fosse... Cioè, se qualcuno si fosse imboscato dietro il cartonato e se un gruppo non fosse rimasto così come un re imbambito, sì, quel cartonato sarebbe arrivato sul palco di Pontida. No, perché poi tra l'altro a Diciamo Pontida... che uno che si imbosca con un cartonato, però è tutto che dire, quindi lasciamo stare. Scusa, uno poteva avere sì. dei problemi Adesso tecnici. qualcuno ci chiama e ci dice se vogliamo anche del tè dei pasticcini, secondo me, così per dire...
Però andiamo avanti. Arrestato rapinatore seriale di farmacie, in tutto 9 colpi, è un cittadino egiziano MS di 45 anni. Gli agenti del commissariato Porto Ticinese nei giorni scorsi hanno arrestato un cittadino egiziano, appunto MS, di 45 anni, ritenuto responsabile di rapine a numerose farmacie. Arrestato in flagranza di reato, dopo aver rapinato la farmacia comunale in via Legioni Romane, gli vengono contestate 9 rapine dagli investigatori. Da un'analisi delle rapine commesse negli ultimi 2 mesi a farmacie dislocate nella zona di competenza del commissariato, gli investigatori hanno avuto modo di constatare come l'autore fosse sempre la stessa persona. Per la ricostruzione della serialità è stato fondamentale anche il contributo fornito dall'ufficio analisi e pianificazione della questura. Bene, bene. Sai che mi è venuto in mente, quando abbiamo fatto il gazebo settimana scorsa in Corso Como, uscivo dal barrettino dove siamo andati a scambiare 4 parole col segretario e hanno arrestato uno spacciatore. Indovina chi era? Il nome non si sa perché non l'hanno messo neanche sui giornali, però di certo non era né Brambilla né Rossi. No. È sempre più di loro. Sì. Sì. Oh, quale risorsa? Abbiamo una telefonata, pronto? Ecco, è già andata la telefonata. È scappato. 6! Tortini, siamo a 6 hangout, non l'ho mai visti. Cioè, giuro. scusate, la Tortins è Ringraziamo. Ringraziamo i 6 che ci ascoltano. I 6 che ci guardano. 6 persone drogate. Cioè. No, poi dai. E non ho neanche avvertito mia sorella e il suo fidanzato, quindi erano altri 2 in più. Quando abbiamo detto che... No, veramente no, però adesso pensandoci potevo anche. Quando abbiamo detto che ti sei spogliata, insomma, si sono impennati gli ascolti. Sì. Uno è scappato. Uno è scappato. Sì. Che ha visto noi due e si è Esatto, spaventato. ho detto la tortina è nascosta per cui non la vedo e quindi me ne vado. Piazza della Repubblica, folle aggredisce con motosega le persone. Notizia di oggi presa da Milano Today. Il racconto dei testimoni, momenti di follia venerdì mattina in Piazza della Repubblica a Milano, quando alcuni giardinieri dell'Hotel Principe di Savoia sono stati aggrediti con una motosega da un uomo in evidente stato di alterazione psicofisica. L'uomo, un cittadino straniero di Carnagione Scura, si sarebbe offeso perché il lavoro dei giardinieri gli impediva di proseguire un rito animista che stava improvvisando in mezzo al giardino. L'immigrato stava infatti adorando un piccione che aveva precedentemente spennato e decapitato, secondo quanto riferito da alcuni testimoni a Milano Today. Così prima ha insultato i lavoratori, poi ha cercato di colpirli con calci e pugni e infine si è scagliato contro uno di loro con una motosega raccolta da terra. Fortuna ha voluto che la sega meccanica fosse spenta e che in difesa dell'uomo intervenissero un paio di colleghi e il custode di un condominio che si affaccia sul giardino. Durante la colluttazione, intorno alle 7:30, è arrivata una pattuglia dei carabinieri. A quel punto l'uomo, fuori di sé, ha continuato a dimenarsi finché anche con il sostegno dei presenti i militari sono riusciti ad immobilizzarlo. L'uomo è stato portato via da un'ambulanza in TSO, trattamento sanitario obbligatorio, tra urla e agitazione. Aveva una forza incredibile fuori dal comune, racconta Mario Messina, il custode intervenuto per aiutare i giardinieri, ed aveva gli occhi talmente allucinati. Urlava frasi nella sua lingua incomprensibili. Il pensiero, soprattutto quando aveva la motosega in mano, è volata subito al caso Cabobo, che per fortuna in questo caso è finita bene. Scusate se mi sono incartato all'inizio, perché quando ho letto la prima stesura di questo articolo era l'uomo è un cittadino straniero di Carnagione Oscura, gli era partita una O in anch'io l'avevo letto anch'io. L'ha corretto, sì. Giustamente. Veramente oscura lì, perché non più la Carnagione. Sì, no, era per quello che mi veniva da ridere pensando a quello. Poi dopo pensare, io lo trovo inquietante. Sì. Trovo francamente inquietante che esistano ancora personaggi così che possono andare in giro. Poi tutti si ricordano il caso Cabobo, però poco tempo fa è accaduto anche il caso della Cetta in stazione centrale, in zona Comasina. Questo lo so perché non l'ho riportato i giornali, ma ne lo so per appunto essendo la Comasina una zona della zona 9 di Milano, dove appunto dicevo prima facciamo i consiglieri. I cittadini mi hanno segnalato che ci sono dei ragazzi sudamericani che giocano anche loro con le accette in piazza Via Trecchi, dove c'è il mercato del lunedì abruzzano. Insomma, oramai si fa tutto così. Mi ricordo quando è stato sgomberato un parco qua vicino a Via Bellerio, sotto dei bagni chimici è stata trovata una cesoia di dimensioni megagalattiche, ero presente al ritrovamento. Quando in Via Trevi, un parco molto problematico, del cui la
di cui l'amministrazione comunale si era assolutamente dimenticato e aveva avuto bisogno appunto di svariate segnalazioni da parte nostra, anche lì un macete. Abbiamo 2 telefonate, pronto? Pronto? Tocca a te. Dato, niente, non vuole parlare con noi. Via. Tutte e 2 sono scappati, erano Tutti 2. e 2, ma perché? Perché Tortini ti vedono. Devo rispondere io allora. Sì. Pronto? Pronto. Chiamate che vi faccio rispondere dalla Tortini. Risponde il numero 02 66 66 20 35 29. Ecco. Chiamata. Però mi chiedono l'amicizia nel frattempo. Quindi... Ma che bello. James McCormick, e prima mi aveva chiesto... Che salutiamo. Salutiamo, Esatto. ovviamente. La prima mi aveva chiesto l'amicizia, mi Che sembra... non sa cosa è andato incontro. Però. Ti ha chiesto l'amicizia a Gabriele Luigi Abbiati, ovvero te stesso. Mi sono autorichiesto Esatto. Ti ho visto attivo questa settimana. Hai visto, comunque. ero scatenato. Bravo. Sì. Anche Pellegrini che salutiamo. Ciao Sì, Pellegrini. Sì, sempre molto attivo Pellegrini. No, cos'è che... ecco, questo è importantissimo. 2 settimane fa, con la Commissione regionale Cultura di Regione Lombardia, siamo andati a Crespi d'Adda, che è patrimonio mondiale dell'UNESCO. Quindi vi consiglio assolutamente di andare a visitarlo. Purtroppo la zona non è completamente aperta al pubblico come abbiamo avuto la possibilità noi, perché alcune aree sono private, appunto soprattutto quelle dove c'erano le fabbriche, che comunque sono andate avanti a essere attive fino a 10 anni fa, quindi c'è la parte fuori che è monumentale, la parte interna poi tra l'altro adesso è completamente vuota, e siccome è rimasta in stato di abbandono per qualche anno, spogliata completamente di tutto il materiale, però vi assicuro è molto molto bello. Se non mi volete ne chiedere l'amicizia, però volete vedere le foto, queste sono pubbliche sul mio profilo. Abbiamo una telefonata, pronto? Vai, Ale. Pronto? Pronto? Oh, pronto? Buonasera. Nome? Senta, ma state parlando di... Io mi chiamo Antonio. Antonio, bene. Vai. Senti, ma state parlando di immigrazione? Di risorse stiamo parlando, come le chiamerebbe un ex ministro. Ah, di risorse. Sì. No, senti, io volevo dire che il fatto dell'immigrazione secondo me è un fatto politico. Ci mangiano un sacco di gente, è per questo che fanno venire tutti qui in Italia. C'è qualcosa sotto, non so cosa, ma qualcosa c'è. Sicuramente qualcosa c'è. No, io possiamo anche dirlo, ci sono alcune associazioni che ci mangiano parecchio sotto questo periodo. Ci sono associazioni assolutamente meritevoli che assolutamente non fanno parte di quel gruppo di associazioni che ci mangia, ma altre secondo me è proprio un business. Sì. Ma sai, io so che penso che per esempio anche tutti questi paesi come la Siria e tanti altri che fanno le guerre, non è che bisogna votarli a casa loro, farli venire qua, bisogna intervenire proprio con le armi, immediatamente, capisci? Mandare lì dei militari, se ancora con queste dittature, con queste guerre nel 2014, tra poco nel 2015, e siamo ancora così, vedi, come in Ucraina, tutte queste cose qui, come mai? Sì, ma hai messo mo 20 bambini sono arrivati, quei poveri bambini che sono arrivati qui dalla Siria perché scappano dalle guerre, giustamente, eppure dobbiamo tutti pure giusto, perché se qui viene una guerra che facciamo? Io non la faccio, io scappo, perché io per l'Italia non me ne fregherei proprio un cazzo. Però voglio dire, c'è qualcosa che il mondo può fare, non l'Italia, il mondo intero. È possibile che in Siria c'è ancora sta guerra e nessuno fa niente? Come hanno ucciso a Bin Laden, hanno ucciso a Gheddafi, hanno ucciso un sacco di gente, a Saddam, e a tutto anche ancora tutti questi dittatori sono in vita, come mai? Allora, hai fatto un bel mescolamento di guerre, no? Perché effettivamente la situazione siriana, la situazione ucraina, le situazioni afghane, la situazione libica sono situazioni completamente diverse. Qualcuno è stata scatenata una guerra assolutamente, a mio parere, questo lo dico a mio parere, inutilmente. Vedi la Libia, dove non c'era alcun tipo di problema, oppure adesso in Siria pare che da fonti ben informate parlano addirittura che ci sia sotto qualcuno che stia spingendo i ribelli a portare questa guerra. In Ucraina è una guerra di secessione, ci sono dei russi che sono sotto un territorio
una patria che non sentono loro e vogliono cambiare nazione. Poi ci sono ovviamente altri paesi del mondo dove le guerre ci sono, come sono state in Sudan, che erano guerre veramente civili, o in Somalia, per comunque popolazioni diverse che erano costrette a rimanere sotto la stessa bandiera. Detto questo, tutti questi richiedenti asilo che arrivano dalla Siria mi sembrano un po' troppo. Poi arrivano dalla Siria, vuol dire che vanno dalla Siria, vanno in Israele, passano giù, cioè fanno prima arrivare dal nord che arrivare dal mare. Sì. A me sembra quasi che qualcuno li indottrini un po'. Dite che siete arrivate dalla Siria, che così poi vi fanno sicuramente la pratica di richiedenti asilo, poi restate qua, perché ricordiamoci che Kabobo è arrivato richiedente asilo, perché non è che, e poi dopo ovviamente non gli fu riconosciuto. Il fatto è che quest'uomo qui bruciava le macchine in autostrada. Esatto, lui è rimasto per un breve periodo all'interno di un centro riconosciuto a Bari, poi è scappato da lì e si è persa traccia. Esatto. Era a Milano, resideva all'interno di un'antica dimora che adesso era di proprietà della cooperativa, di una cooperativa lì della zona qua a nord di Milano, e quindi succede anche così, cioè qualcuno li indottrina di noi arriviamo dalla Siria, lì c'è la guerra, intanto gli apriamo la pratica e siete liberi di andare in giro, vi diamo i soldi, vi mettiamo nell'albergo, perché quelli che hanno messo negli alberghi sono già scappati, quindi così. Leggiamo James McCormick che ci dice: grandi ragazzi, vi ascolto sempre, forza Lega, forza Matteo, perché effettivamente il problema è sempre uno, siamo quello giusto, siamo in campagna elettorale. Faccio complimenti a James per la foto che ha sul profilo, ce l'hai ben notata, parla di Glass-Steagall, è un tema che ogni tanto dovrebbe... Oddio, in regione ne hanno parlato, se non sbaglio. Sì. È stato parlato, è stata presentata una mozione, si sta studiando, però ovviamente non è una competenza assolutamente regionale, possiamo farne una battaglia, ma poi finisce lì. Altra notizia, questo è un video preso da Imola Oggi, non vi faccio vedere il video, vi consiglio di andare a vederlo, la notizia di oggi: Mario Borghezio, candidato alle Europee 2014 con la Lega Nord in Lazio, Toscana, Umbria e Marche, è stato aggredito davanti alla scuola Carlo Pisacane nel quartiere multietnico di Tor Pignattara a Roma, famosa per avere il più alto tasso di alunni stranieri in Italia, 173 su 190. Due donne, probabilmente quello che potrebbe sembrare o madri o insegnanti di qualcuno, sono davanti alla scuola, hanno aggredito appunto il candidato cercando di strappargli il megafono. Poi Mario, bello robusto. Si è difeso. Andate a vedere il video. È successo anche in Frattigna dei nostri amici militanti l'altro giorno, è stato mercoledì, martedì, stavano facendo il banchetto. Perché giovedì, mercoledì, martedì, non lo so, settimana scorsa non riconosco più i giorni. Hanno ribaltato il tavolo, uno stava raccogliendo le solite nostre firme per il referendum, sono arrivati dei facinorosi ragazzi, una decina tra l'altro contro 4 militanti, ricordiamo giovani, pensionati, abbiamo una vasta gamma di persone che partecipano. I nostri volontari attivi. Bravissimo, volontari. E questi sono arrivati, ribaltato il tavolo, rischiando anche di mandare a monte il lavoro di raccolta di firme, perché se un modulo di quello si strappa quelle firme, dopo non vai più a recuperarle. No. L'altro pensiero che ho toccato la tortina, non so. Oh mio Dio. Quanti vibrare il tavolo? No, spettatori sono andati, è rimasto uno. Si sono tediati, cioè dovevi dirlo prima, ho toccato la tortini. E via. E magari ora che dura meno di 5 minuti, vedi. Comasina, cos'era un comunicato stampa che ho fatto io personalmente, che sono andato a fare un sopralluogo venerdì scorso. Comasina, abbandonata se stessa da Pisapia, la critica, raccoglie e pubblica le immagini, le dichiarazioni appunto di consigliere Gabriele Abbiati e il consigliere Forza Italia Lega Mandi, sperando che qualcuno si svegli, perché un bel quartiere non può rimanere in queste condizioni. La situazione che siamo trovati in pochissimi metri, io e il collega appunto di Forza Italia, è stata clamorosa. C'era questo campo rom che sembrava quasi delle villette a schiera fatte bene, dove passava un tram una volta, adesso è rimasta aperta e si sa, vanno in quei posti lì. Abbiamo già segnalati in consiglio di zona, io e il collega Perego e anche altri colleghi, più volte questa situazione, che però purtroppo non è mai stata sanata. Dopo di lì abbiamo deciso di andare avanti verso più la periferia, via Novate, e abbiamo trovato dove una volta c'erano le case minime, case appunto quelle che erano state costruite negli anni '80 per dare ricovero a chi era appena arrivato a Milano.
la situazione era tragica. Camper bruciati, camion bruciati, dei pezzi di cucina industriale abbandonati e bruciati, bidoni della British Petroleum, cioè robe assurde, rifiuti indifferenziati buttati in mezzo a un'area che comunque piena di amianto, che il Comune di Milano ha pensato bene di non ripulire, e verde incolto, le transenne assolutamente ormai inesistenti, ci abbiamo messo un secondo a entrare senza fare neanche tanta fatica. Diciamo che succede in molte parti di Milano purtroppo. Anticipavo una notizia che però non si può dire perché uscirà questa settimana sul giornale. Il nostro buon Giacomazzi, che salutiamo, ha fatto un giro nella zona di sua competenza, ha trovato questi orti che non sono più orti ma sono delle baraccopoli. Mozione presentata, firmata da tutti quelli dell'opposizione, ovviamente poi vediamo cosa risponderanno in consiglio di zona. La maggioranza se ne frega. Sì, in effetti. Altamente. Si allacciano abusivamente i contatori Enel dei vicini, denunciati 10 nomadi. Controlli dei carabinieri nel campo di Via Islania, identificata 50 rom e ispezionate le roulotte adibite ad abitazione, rimossi collegamenti abusivi alla rete elettrica. Notizia di Rimini Today, presa da questo giornale online, il 20 maggio 2014. Non ho più tempo, quindi vi devo salutare, non vi leggo tutta la notizia. Stanno picchiando dall'altra parte del vetro, con Carnelli ci sta minacciando in tutti i modi e in tutti i tempi. Ringraziamo per la preziosa sì. collaborazione, ringraziamo voi per averci sopportati oltre la notizia, ringraziamo Alessandra Strattini che ci ha fatto impennare gli ascolti in Hangout, ringrazio Stefano Bonizzi. Ciao a tutti. Gabriele Abbiati vi ringrazio appunto di averci ascoltati. Andate a votare. Se volete, domenica, mi raccomando. Solo domenica, Se volete aggiungermi amici di Facebook, invece Gabriele Luigi Abbiati. Io accetto, a Tortini un po' meno. Io accetto. Io no. Anche Bonizzi accetta. accetta. Di Bosco accetto. Lui accetta tutto. Accetta. Sì. No, non si dice così. Accetta, dopo le notizie di oggi. Buona Padania e buona serata Ciao a tutti. Ciao. Avete ascoltato Giovani Padani?